imparato, insegnato in tutti questi anni. E dire grazie ci impegna a continuare in questa storia, cercando anche noi di dare il meglio possibile. E quindi poi studieremo senza delle modalità. Un consiglio al Barbarigo per il suo prossimo secolo? Consiglio, preferisco non darne perché non sono in grado, sono già 9 anni che sono fuori. Direi un augurio, ecco, che abbia ad essere quello che è stato in questi 100 anni un grande elemento culturale della città di Padova, e poi il fatto che sia dedicato a Gregorio Barbarigo, questo vescovo illustre della fine Seicento, dove lui amava la cultura in modo eccezionale. Ecco, che i ragazzi che escono dal Barbarigo siano veramente pronti ad affrontare il mondo intero. Questo è l'augurio che io faccio a tutti i ragazzi del Barbarigo e al Barbarigo come istituzione. Che esperienza è stata insegnare 70 anni al Barbarigo? Una grande esperienza ho conosciuto tanti ragazzi buoni e bravi, e adesso sono andati per la loro strada naturalmente. Vuole rivolgere un saluto ai suoi ex allievi, quelli che l'hanno conosciuta? In modo particolare a quelli che hanno fatto musica con me e che ho insegnato a suonare il flautino, il flauto traverso e tutti gli altri strumenti, la tromba, il sassofono, i 4 sassofoni. Com'è stato insegnare musica a questi ragazzi? È stato entusiasmante per me, e anche perché li ho portati in diverse città a fare esibizioni. In che anni è stato al Barbarigo? Dal 1953 al 1966. Era tra la scuola qui in centro e la scuola che avevamo staccata all'Arcella, 1200-1300 ragazzi si aveva allora. Ma vedo dei segni di vitalità che dovrebbero essere veramente premonitori di un qualche cosa anche di altrettanto bello per il futuro. Barbarigo negli anni sono stati tanti, 8 che ho fatto qui tra medie e liceo, mi ha lasciato le cose più importanti della vita, cioè i valori, i grandi valori, il valore della serietà nello studio, nell'affrontare la vita, il valore dell'onestà, il valore anche della solidarietà nei confronti di chi fa più fatica, perché in classe insomma eravamo in tanti e bisognava darsi una mano. Sono i valori che dopo sono quelli che si incidono nel cuore e che fanno sì che ti rimangono poi nel resto della vita. E l'augurio che faccio è proprio questo, che Barbarigo possa continuare a essere per i ragazzi, per la nostra diocesi, per la nostra città, il cuore dei valori grandi della vita, perché possa continuare a essere, come dire, ecco, questo strumento di crescita per le giovani generazioni. Questo è l'augurio, lo faccio con tutto il cuore, perché la riconoscenza nei confronti del Barbarigo è davvero grande. Ha insegnato diritto civile al Barbarigo? Sì, nelle scuole di ragioneria. In che periodo? Ho cominciato subito appena laureato nel 58 e poi sono andato avanti finché sono diventato vicario generale e non ho più potuto Certo.
Che ricordo le è rimasto del Barbarigo e un augurio, se vuole. Mi sono divertito a fare scuola. Per me il Barbarigo è stata una bellissima esperienza, una bella famiglia dove ho respirato un clima di casa e con i miei compagni, ma anche gli insegnanti e il personale. E l'augurio è che come me possano vivere così tanti altri che in questi anni hanno continuato a venire qui. Poi oggi alcuni professori sono miei docenti, sono miei vecchi compagni e quindi è proprio bello poter respirare questo. Ciao! E la vita la si legge vivendola e si scopre, almeno io vedo così, che senza il mondo che ho vissuto non sarei quello che sono, ma siccome sono contento di essere quello che sono, perché mi pare sia una spartizione di cose belle con le persone che ho amato, che amo e che amerò. Il Barbarigo abbiamo avuto una grossissima parte in questa direi formazione, e lo dico con grande commozione perché la vita è fatta di questo, non si può vivere senza commuoversi. E un augurio? Ah, guarda, l'augurio è dentro questo, l'augurio che il Barbarigo continui a essere sorpresa per le persone che lo incontrano.